Buonasera da Rosolina, finalmente viene proiettata la quarta puntata della saga Nutriaman. Nutriaman Return. 4 anni di elaborazione, 1 anno e mezzo di stop obbligato dalla pandemia e finalmente questa prima al centro congressi di Rosolina. Andiamo ad ascoltare e vedere i protagonisti e a gustarci questo straordinario film della Giant Pictures. Finalmente parte questo film, tanto ho sofferto. Venite tutti qua. Allora, prima serata questa sera, poi ci sarà la replica domani, sabato e domenica. Non ci fermiamo più. No, io volevo far vedere la differenza tra l'attore e il boss. Complimenti ragazzi, comunque vada, sarà un successo. E niente, aspettiamo per fare un commento finale. Ok, grazie. È lui, Enrico! Ciao Maggi! Grande Enrico! Allora ti darò il voto dopo aver visto il film. Bravo, mi raccomando, Va ma bene. voti positivi. Non si sa. Ciao! Grande Enrico! Poi capo. Io ho riso, mi è piaciuto molto, vi è piaciuto? E allora chiamo sul palco con me il cast, Manuel Finotti, spero ci siano, io li chiamo a mano che vado avanti. Manuel Finotti, Fabio Pezzolato, Walter Pregnolato, Igor Tugnolo, Jessica Vidali, Raffaele Spadon, Filippo Crepaldi, Enrico Tiozzi, Alessia Zucconelli, Marco Zanellato, Alessandro Marafante e Matteo Barbon, eccoli qua! E Michele Pezzolato. Bravo Michele. Eccoli qua! I protagonisti di questo film. Si può avere il secondo microfono per cortesia? Grazie. Grazie. Eccoli qua. Ho riso. Molto, tantissimo. Grazie, lo diamo a Michele. Eccole qua. Intanto ringraziamo ancora una volta i produttori del film, Primo Nuvoletto di Commerciale Ferramenta e Dionisio Matera di 2M Service, perché senza di loro sarebbe stato difficile fare questo film. Qui ci ha messo un sacco di tempo, 4 anni per uscire questo film. Il primo Chuck lo abbiamo fatto nel luglio del 2017. Puoi alzare il microfono, grazie. No, il microfono, Sì, te non lo c'è so. niente da fare. No, il primo Chuck lo abbiamo fatto nel luglio del 2017. Quindi Può passare un attimo anche il film perché non si capisce? Ecco, adesso va bene. dicevo, il primo Chuck l'abbiamo fatto nel luglio del 2017, insomma sono passati 4 anni, c'è stato l'anno e mezzo di Covid che ci ha un po' penalizzato, insomma, però siamo qui. Ringrazio tutti voi per essere qui questa sera, veramente di cuore, non mi aspettavo un'affluenza di pubblico così grande, veramente. Attento sicuramente. Fa fatica? Fa fatica, sì, lo ammetto. No, in queste situazioni io tendo a emozionarmi molto. Ci tengo però a dire, oltre a ringraziare tutto il cast che ormai non ha bisogno di presentazioni, ormai perché è confermato sempre, ringrazio Filippo, il nuovo arrivato, che è stato divertentissimo, è stato veramente un piacere lavorare con te. Enrico Tiotti, la Nutria Bisa, che nessuno... Qual è la Nutria Bisa? Dov'è? Eccolo qua, nessuno poteva interpretarla nel miglior modo di lui. Scusa, chi è il maestro? Io non l'ho ancora capito. Raffaele Spadon. Ah, Raffaele! Raffaele Spadon. Che ha la voce come la tua, vero? Su? No, la voce come la la tua. mia è un po' più nasale, la mia. Vabbè. Ci spiego un po' la scena finale, Sì. quanti eravate, perché dovete sì. farlo un giorno, poi pioveva, poi un È altro. stato, vabbè, ma noi siamo magici per queste cose, se c'è una possibilità su 1000 la becchiamo, insomma, però ormai abbiamo le spalle larghe per questo. C'è una cosa, ci tengo a precisare, il film alla fine è firmato Michele Pezzolato e ci sono 2 collaboratori che senza di loro non sarei riuscito a concludere il film, Alessandro Marafante e Matteo Barbon. Alessandro Marafante con gli effetti speciali mi ha dato una mano un sacco, Matteo Barbon Fantastico. è
il film potrebbe essere benissimo Michele Bettardi di Matteo Parmon, perché senza di lui non sarei riuscito a finirlo veramente. Quindi un applauso ad Alessandro e a Matteo, per favore. Senti, allora io farei parlare un po'. Dove vai Manuel? Dove vai? Vieni avanti, vieni avanti. Facciamo parlare un po' inutilmente. Allora, com'è andata? Va bene, dai. Te l'aspettavi così bello? L'avete già visto voi il film? L'avete già visto? Ma te l'aspettavi così bello anche sul grande schermo? Ma veramente è venuto bene. Un gran film, il più bello che abbiamo fatto finora. Sì, ma per me anche per me c'era qualcosa in più. Poi c'era un grande spirito di gruppo in questo film, proprio ci avevamo messo tanta passione. Filippo invece, no, Filippo, ma se il continuato, cioè continua la cosa va avanti, no? Sentiamo, c'è un continuato o ti hanno dato così, ti hanno fatto fare mezzo film, un film e poi basta. Non c'è il contratto in atto. No, il contratto ancora no, però aspettiamo. Ti sei divertito? Sì. Sia a fare il film, sia a dirigerlo, sia a vedere, cioè a dirigerlo, a farne parte e anche a vederlo. Sì, soprattutto. Senti, D'altronde e questo è lo spirito. La Jack tengo per ultimo, ho riso con te. Io rido comunque, dai via, Jack, io rido comunque con te. Perché? Senti, la scena della macchina ti è venuta spontanea. Com'è che li hai chiamati? No. I Fugnum. Ecco, diciamolo, c'era qualche parolina che è scappata, però è un film umoristico ed è uno slang, quindi tutti abbiamo riso, nessuno si è offeso, questo è poco ma sicuro. Si è divertita a farlo. È stato bellissimo. Voglio dire che questo film per me è stato un parto, anzi due parti, perché ho iniziato la prima scena incinta di Greta e ho finito l'ultima scena incinta di Mattia, quindi diciamo... Cioè, meglio non fare altri film, tuo marito lo dirà, meglio non farne più perché i problemi... Senti, mi fai la voce di Batman per cortesia? Non posso. Senti, Robin com'è? Vieni, fatela un po' vicino voi due, che mi piace, perché voi due... E la mamma mi è piaciuta da morire. Non dare le spalle, così, Sai perché? Il bello è vedere anche le persone fino a dove può arrivare l'idiozia di una persona. Però non sono ancora contento, so che posso dare di più. Che puoi dare di più? Senti, com'è stato fare Batman? Perché avevi delle belle gambine, però. Ecco. Comunque ricordo che quel giorno c'erano 5 Batman e un Robin. Senti, dov'è la mamma? C'è la mamma di... c'era qua? Sì. No, vieni qua. Vieni mamma, vieni qua. Tu hai avuto, vieni qua, come si chiama? Concetta, vieni qua, facciamo un applauso alla mamma di Batman, perché ha avuto, posso dirlo, una comicità pazzesca. È mia suocera. È tua suocera. Ha avuto una comicità pazzesca perché è passato solo lo sguardo, perché ha fatto ridere. Vieni qua un attimo, vieni qua, Concetta. Possiamo fare un applauso anche a chi ha fatto delle parti molto piccole. Concetta, mi fai una cortesia davanti a tutti, mi fai la faccia seria guardando Robin. Senti, grazie. Walter, tocca a te, Walter, 4 marzo. Io ci facciamo sempre gli auguri al giorno del compleanno. Esatto. Senti, ti è piaciuto questo film qua? Sì, mi è piaciuto, è stato veramente difficile perché siamo partiti con 1000 difficoltà, problemi per le scene, problemi meteo, non riuscivamo a girare, sul più bello avevamo scelto la data del 2020, la pandemia, eravamo un po' demoralizzati, però abbiamo tenuto duro. Ringraziamo il comune di Rosolina, la Proloco e l'associazione Amare Rosolina perché ci hanno permesso di essere qua, di riuscire a portare a termine questo progetto, di riuscire a fare sta prima. Non era facile perché stasera avevamo un avversario molto tosto che era la partita dell'Italia. Non dire niente perché l'ho registrata, che il primo che mi dice cosa è finito. Io lo so, ma non lo dico. Il primo che dice cosa è finita non lo dico. Divento nutrimento. E vedere le persone, alcune veramente appassionate di calcio, che sono venuti qua, che hanno preferito noi,
Le parole non le ho, più che dirvi ancora un grazie a tutte le persone che hanno collaborato e a tutte le persone che ci supportano. E se mi permetti, voglio con lo staff, con tutto lo staff da parte mia e di tutti, ringraziare, lo facciamo già, ma ringraziare ancora una volta, per l'ennesima volta, un amico che è come un fratello, che è Michele Pezzolato, perché senza Michele Pezzolato non ci sarebbero i film, non ci sarebbe la taglia picchi, non ci sarebbe nulla. Per cui io voglio e vi prego che l'applauso più grosso che venga fatto a sto fratello, sto amico qua, che ha permesso tutto ciò. Grazie Michele. Andiamo al maestro. Buonasera a tutti. Com'è stata fare la parte del maestro? Tu sei sempre coperto, ti si vede mai? Io sono sempre coperto, sempre. Perché è stato divertente. In questo film più delle altre volte, però sei stato molto più protagonista, si può dire? Ma perché avevo un nuovo allievo, quindi bisognava tirare. Com'è andato l'allievo? Alti e bassi, più bassi che alti. Però insomma, dai. Posso dire che hai avuto una parte in cui tutti quanti voi siete stati comici, però per certi versi tu con poco, senza guardarti negli occhi, sei stato veramente molto comico. La mia parte riesce bene perché sono così, io non è che faccio. Cioè non hai fatto tante cose. Tanta fatica. Sarebbe bello vederlo con un cappotto, sai, Sì, quindi. Sei stato molto bravo. Molto naturale, però Senti, anche tutti gli altri sono stati in gamba. La Nutria Bisa, vai dell'astro qua, guarda, Nutria Bisa. Ma tu i denti li avevi finti chiaramente, Sì, ma come faceva a parlare con questi denti? Dopo un po' ti si abitui. Mi fai la voce del cattivo un pochino? No! Viene bene. Ma tornerà! Con i denti viene meglio. Bene. Senti, invece com'è andata te? Com'è andata? Bene. Hai fatto la tua parte anche te, ti sei divertita molto anche te. Abbastanza, sì. Io non so, io ringrazio ancora di cuore tutti quanti, come detto prima io tendo molto a emozionarvi, ringrazio tutti i sindaci presenti, è veramente un onore avervi qui, tutti gli sponsor, i giornali, veramente, grazie, grazie a tutti, spero che il film vi sia piaciuto, buona serata a tutti e grazie ancora di cuore.